Si è svolta ieri sera la cerimonia di celebrazione di Dante Alighieri a 700 anni dalla sua morte presso l'anfiteatro Pirandello al piazzale Caos. Dal tema Dante la più bella città dei mortali. Diversi gli interventi, saluti delle autorità che hanno voluto così raccontare Dante nelle sue più variegate sfaccettature, tra cui il sindaco Miccichè, che ha portato anche il saluto della città, padre Pontillo, direttore dei beni ecclesiastici della Chiesa, tra gli organizzatori, Nene Mangiacavallo, che ha parlato di Dante e della medicina, Antonio Liotta per le sue riflessioni su Dante, Rosanna Careffa, che ha presentato la pubblicazione Il sogno di Dante, di Rosanna Florio, dirigente dell'Archivio di Stato, sulla storia del Comitato. Quindi le premiazioni che la dirigente scolastica in Zaierna del Comitato Dante, organizzatrice dell'evento, ha voluto dare ai diversi presenti, tra questi le autorità militari, i rappresentanti degli ordini professionali, i dirigenti scolastici, i giornalisti. Al termine lo spettacolo conclusivo Voci di Sicilia di Franco Sodano, evento nuovo. Sì, diciamo che oggi è la giornata clou perché proprio corrisponde al 14 settembre, la data della scomparsa del nostro poeta. Oggi proprio noi celebriamo e cerchiamo di mettere in evidenza gli aspetti salienti di Dante, ma principalmente della Divina Commedia. Diciamo che si alterneranno delle relazioni, anche degli intervalli, intermezzi musicali. Noi sappiamo come la Divina Commedia, oltre a essere un'opera letteraria eccezionale, riconosciuta da tutti, e anche per noi italiani rappresenta la nostra identità come lingua, come cultura, e quindi ancora di più siamo portati a valorizzare questi aspetti per noi fondamentali. Farò alcune riflessioni mettendo in evidenza la classicità di Dante Alighieri e quindi come opera di tipo classico, praticamente un'opera eterna. Ecco, cercherò di far capire cosa sia un classico e come appunto la Divina Commedia è un'opera senza tempo. I Vizi Capitali in una versione assolutamente nuova, perché non mi piace. Lo spettacolo lo lasciamo alla sua storia, che è ancora appena cominciata, abbiamo già tante richieste per l'inverno in tutta Italia, è molto bello. Però parliamo di Vizi Capitali, soprattutto quando incontriamo Dante. Ecco, oggi ci sarà un grande atto di presunzione da parte mia, questo mi fa sorridere, perché reciterò Gaetano Aronica e poi Dante. E questa è una cosa che mi piace molto, sempre a proposito dei vizi, dell'inferno e naturalmente anche della salvazione, perché c'è sempre, dico sempre, la salvezza sta nella scelta, nella vita si può sempre scegliere. Sì, abbiamo partecipato a tutte le iniziative, in maniera particolare con 2 momenti dal Museo Diocesano, una sulla figura della luce nel Paradiso e una sul Dante e l'arte per un'opera che abbiamo nel Museo Diocesano, che è il Numa Tavola del soffitto ligneo della cattedrale, che è Nambrot, il padre della confusione delle lingue. È stato un meraviglioso cammino fatto insieme alla Dante sia a livello nazionale che a livello locale. Il Museo Diocesano collabora sempre con le istituzioni culturali ed è sempre pronto ad accogliere qualsiasi invito viene rivolto per portare proprio una testimonianza oltre che di cultura, di arte, ma anche di speranza. Un evento importante oggi per ricordare Dante. Sì, oggi si celebra il 700° della morte di Dante Alighieri, un evento importante, culturalmente veramente molto importante, ma la cosa che a me fa tanto a cuore è che stiamo celebrando anche l'impegno profuso che la società di Dante Alighieri Agrigentina e Enza Ierna in primo luogo stanno facendo proprio per esaltare proprio questa tipologia di evento. Sì, a me è stato dato un incarico particolarmente delicato di parlare, anche perché io sono medico, del rapporto che ha avuto Dante nell'arco della sua vita con il mondo della medicina. Dante è stato esplorato come letterato, come scrittore, come politico, come filosofo, come moralista, come studioso del diritto, ma è stato studiato anche per il rapporto che ha avuto con la medicina. È stato un rapporto intenso che ha riferimenti non solo nella biografia del sommo poeta, ma anche e principalmente per i riferimenti che ci sono nella Divina Commedia. Lui ha parlato di ospedali, ha parlato di malattie dermatologiche, di malattie neurologiche, descrivendo organi ed apparati come se li avessi visto nel corso di un'autopsia o se avesse studiato libri di anatomia. Ma il messaggio più importante che Dante ha lasciato
e che rimane ancora attuale è che la malattia molto spesso è conseguenza di un comportamento sbagliato. Questo è un messaggio particolarmente importante e attuale oggi perché ad esempio nel caso del Covid molto spesso l'insorgenza di questa malattia è la conseguenza di un comportamento sbagliato, ad esempio quello di non vaccinarsi.